Buona giornata a tutti dalla redazione di Media Sport TV. Siamo all'approfondimento, cari amici. In primo piano la nazionale di Roberto Mancini, che ha superato l'altra sera alla Dacia Arena di Udine la Finlandia per 2-0. Marcatori il cagliaritano Barella e lo juventino Kin. La prima volta meritava una cornice speciale. Nicolò Barella entra così nella storia per il primo gol con la maglia azzurra, lui che nelle 52 gare giocate con tutte le nazionali giovanili, dall'Under 15 all'Under 21, non aveva mai segnato. Ha rotto il ghiaccio proprio con la partita importante al suo quinto tentativo. Quella palla vagante al limite, lo scatto a bruciare tutti e la rasoiata trasformata in carambola imprendibile dal tocco del finnico Väisänen, spiazzando il proprio portiere Radecki al minuto 7 del primo tempo. La palla in rete, il boato della Dacia Arena e la corsa cieca pazza di gioia, un po' come quella di Marco Tardelli nella finale mondiale di Spagna 82. Correva Barella prima di essere sommerso dall'abbraccio dei suoi compagni, sotto lo sguardo compiaciuto di Mancini, con gli occhi chiusi e i pugni stretti, così come faceva il mitico Gigi Riva, nella cui scuola proprio Barella ha tirato i primi calci. Il bomber dei bomber in azzurro di gol ne ha fatti tanti, 35 in 42 partite, nessuno mai come lui. Il primo centro di Gigi Riva arrivò alla sua quarta partita in nazionale con la tripletta contro Cipro. Anche in quel caso in una gara di qualificazione agli europei, quelli d'Italia del 1968. Era giovane Riva, che 6 giorni dopo, il 1 novembre del 1967, avrebbe festeggiato i suoi 23 anni. Barella invece ha trovato il gol precoce ad appena 22 anni, 1 mese e 16 giorni. Roba da record per quello che è il primo gol cagliaritano a segnare in azzurro, il secondo sardo dopo i 10 centri di un altro grande campione, Gianfranco Zola, e il quinto di sempre per quanto riguarda i giocatori del Cagliari dopo Rizzo, Riva, Domenghini e il compianto Davide Astori. Per la gioia del commissario tecnico Roberto Mancini, che, diciamo la verità, ha sempre creduto subito nel talento di Barella, buttandolo nella mischia a Marassi contro l'Ucraina quando il ragazzo aveva soli 21 anni, per non toglierlo più. In azzurro ormai non sbaglia un colpo Barella, è sempre il cagliaritano a prendersi la scena. Il presidente Giulini lo osserva come un padre guarda il figlio, che sa che prima o poi partirà alla conquista del mondo. Le offerte infatti ormai non mancano e dopo le tentazioni Chelsea di gennaio a giugno scatterà di nuovo la caccia al campioncino del Cagliari. La sua valutazione di 50 milioni di euro forse non basta più, dopo la prestazione anche di sabato. Chi vorrà provare a strapparlo alla sua Sardegna dovrà aggiornare le offerte. Sentiamo in chiusura le dichiarazioni di mister Mancini e del talento del Cagliari, Nicolò Barella.